Una domenica di protesta nel nome della sanità a Venezia, dove circa 300 manifestanti hanno fatto sentire la loro voce in campo Santi Giovanni e Paolo, uno dei maggiormente colpiti dai tagli del nuovo riassetto sanitario della regione Veneto. 109 i posti letto che si intendono tagliare in Laguna, uniti ai 69 all'ospedale dell'Angelo, entrambi però, secondo i manifestanti, in pieno collasso per i troppi ricoveri dovuti alla mancanza di strutture territoriali nella terraferma. Ridimensionamenti dunque che scatenano la protesta, scompariranno ematologia, oncologia, radioterapia e infettivi, racconta uno degli organizzatori, Salvatore Liard. Con Italia il civile è destinato a diventare un cronicario. Una vergogna, prosegue Ugo Agiollo della CGIL, che si voglia smantellare lentamente il civile con i tagli e contemporaneamente si faccia il gioco delle tre carte con le strutture territoriali. Insomma, un piano che secondo i manifestanti non terrebbe conto della specificità insulare veneziana, con circa 60.000 abitanti e che con i turisti arriva a raddoppiare ogni giorno dell'anno.